Il premio sicuramente in OIC quest'anno va al Polo Sanitario proprio per il secondo semestre 2022. Questa realtà della Fondazione si basa su una stretta collaborazione fra la Fondazione stessa e l'UC6 di Padova, una collaborazione che ha visto nascere proprio negli anni proprio l'ospedale di comunità, ancora si chiamava struttura intermedia, e ha qualificato moltissimo i nostri professionisti, ma soprattutto ha qualificato molto una collaborazione che ha portato a una profonda evoluzione di questi servizi. Abbiamo oggi l'ospedale di comunità, abbiamo un'unità riabilitativa territoriale, abbiamo l'hospice, abbiamo persone in stato direttivo permanente, ma soprattutto si è costruito un personale particolarmente preparato, qualificato, e sappiamo benissimo che questo premio evidenzia proprio questo. Avere realizzato 0 infortuni in 6 mesi vuol dire non solo una grande attenzione ai protocolli, una grande attenzione a quelle che sono le procedure di sicurezza, ma soprattutto vuol dire grandissima attenzione ai nostri ospiti, ai nostri pazienti, ed è quello che ci qualifica e ci fa collaborare in maniera proficua e costruttiva proprio con l'ULSS 6.